Corinne Zanette di Vittorio Veneto oggi espone a Sarmede per la prima volta. Quali sono le sue sensazioni? Intanto sono molto felice e onorata di essere stata selezionata all'interno di questa edizione della mostra e di poter dare il mio contributo. La realtà di Sarmede per me è una realtà che fa parte della mia storia, perché vivendo in un paese molto vicino a Sarmede, io l'ho vissuta già da bambina attraverso la scuola, che appunto organizzava delle uscite didattiche per permettere ai bambini di visitare la mostra, quindi in qualche modo il mio sguardo è stato nutrito anche delle immagini delle edizioni molto passate della mostra. E poi dopo gli studi in accademia ho potuto seguire i corsi qui a Sarmede, quindi sicuramente per me è stato molto importante che questa fondazione fosse vicina anche fisicamente a me e in qualche modo esporre qui oggi mi porta a unire un po' un filo di tante esperienze che ho potuto vivere a Sarmede. La sua arte, tra paradossi e situazioni inusuali, dà vita a un immaginario fantastico. Come si configura il tema del gioco nelle sue illustrazioni? Sì, allora in particolare in questo libro ho avuto la possibilità di lavorare con un autore, Biagio Bagini, con cui abbiamo appunto realizzato questo libro, che è Dottoritriche Chirotelle, edito da Nomos Edizioni, e in questo libro l'occasione era quella di una visita pediatrica di un papà giraffa e una piccola giraffina, e addentrarsi negli ambulatori medici poteva essere in qualche modo anche un momento in cui addentrarsi in una complessità di specialisti che utilizzano degli strumenti strani, magari non conosciuti dai bambini, e questo può anche evocare delle domande, a volte anche delle preoccupazioni. E la strategia è stata quella proprio di usare il gioco, l'ironia, le libere associazioni per associare a questi strumenti degli strumenti di uso quotidiano, più vicini magari al mondo dei bambini, e che permettessero di indagare questo mondo complesso ma in un modo più semplice, più divertente, senza per forza dare delle risposte veritiere, ma semplicemente giocando appunto con quello che vediamo, per superare forse la barriera il blocco della paura ed entrare invece nella dimensione del gioco in modo di poter trasformare anche la realtà, con uno sguardo trasformativo, ecco, della realtà. La sua esperienza tra mondo della creatività e della psicologia qui a Sarmede diventa anche laboratorio. Avrò modo appunto di incontrare i bambini e le bambine durante un laboratorio dove utilizzeremo anche questi strumenti per giocare e per inventarne di nuovi, quindi proporrò ai bambini anche di inventare degli strumenti immaginari, unendo anche strumenti paradossalmente diversi tra loro, e poi immagineremo anche dei personaggi che potrebbero utilizzarli e chi potrebbero essere, cosa potrebbero farci con questi strumenti.